Buongiorno a tutti, mi chiamo Clara Santorio Cubi, sono qui in rappresentanza dell'Università della Terza Età della Bassa e di Cervignano del Friuli, un'associazione sempre aperta a tutte le iniziative che possono dare una crescita culturale e sociale e naturalmente anche pronti a collaborare con le associazioni che organizzano queste manifestazioni, come in questo caso la 27esima marcia Sport Insieme organizzata dal gruppo Marciatori di Cervignano. Una marcia non competitiva, a passo libero, che farà conoscere ulteriormente il territorio Cervignano, il suo territorio. Cervignano, questa cittadina di 14.000 abitanti, posta sulla linea Grado Aquileia Palmanova, che ha origini antichissime e che ha una storia molto complessa che si è svolta proprio principalmente sul fiume che abbiamo qui di fronte, quindi sull'Ausa. La manifestazione è organizzata con il patrocinio del Comune di Cervignano e sotto l'egida della FIASP, cioè della Federazione Italiana Amatori Sport per Tutti. Ci troviamo in uno dei tanti posti di ristoro sistemati lungo il percorso. Parliamo con una signora che è la sua seconda esperienza. Assolutamente ecco, sì. Signora, che cosa sta provando in questo luogo bellissimo? Sono venuta qui con mio figlio piccolo, il quale mi ha abbandonato per fare la strada, il percorso dei 21, dei 12, coraggiosissimo. Io invece, essendo da poco, di fatto mi sono fermata ai 6, bello. Cervignano bella, qui praticamente non la conosce quasi nessuno da queste parti, quindi per me è una novità piacevole, una piacevole novità stare qui. Purtroppo pochi conoscono posti bellissimi come questi sistemati lungo l'Ausa, che è un fiume stupendo, come la signora conferma. Pittoresco, ecco. Assolutamente. Allora, mi sapete parlare di questo percorso che avete fatto, di questa esperienza? Vi è piaciuta? Dai, raccontateci. Faticosa, ma molto faticosa. Abbiamo preso una strada molto corta, però era molto lunga. Impegnativa, impegnativa, un po' difficile, ma ci siamo divertiti tanto. Benissimo, anche tu? Sì. Bravissimi. Allora, continuate, buon proseguimento. Va bene? Grazie. Piacere di avervi conosciuto, siete stati bravissimi. Shining, alegria. I hear young minstrels sing, alegria.
La facciata della chiesa che state vedendo è quella dedicata a San Michele Arcangelo, quindi siamo nel centro più antico di Cervignano e siamo proprio di fronte alla chiesa madre. Importante è anche quell'iscrizione romana che vedete in facciata sulla destra, che è una delle tante testimonianze che Cervignano ha della sua origine latino-romana, diciamo. Questo lo possiamo dedurre anche dal nome. Cervignano deriva dal nome aggettivato di un personaggio importante, Cervenius o Cervonius, da cui il predium Cervinianus, Cervignano, e anche per la sua vicinanza ad Aquileia. Difatti Cervignano era interessata sin dalla fondazione di Aquileia del 181 a.C. da importantissime strade, la strada per il nord e la strada per l'est, quindi da sempre questa vocazione viaria di questo nostro centro. La dedica a San Michele Arcangelo della Chiesa è un'altra testimonianza importanza storica che ci parla della presenza dei Longobardi. Quindi noi sappiamo che Michele era il santo protettore della gente longobarda e la dedicazione all'Arcangelo dalla spada di fuoco sta a indicare una fondazione di epoca longobarda. Ecco, alle mie spalle vedete un vetro che purtroppo non permette di vedere chiaramente quello che c'è sotto, e sotto c'è una cosa molto importante, c'è un tratto di mosaico del periodo longobardo carolingio che è appartenuta alla prima chiesa di Cervignano. Quella che abbiamo visto prima è la quinta chiesa in effetti. Inizialmente la chiesa era qui, appunto in epoca longobarda, ed era rivolta, una cosa molto importante, era rivolta verso il fiume, quindi aveva un andamento inverso a quello della chiesa attuale. Soltanto nel 1780 la chiesa sarà girata con la facciata verso l'attuale centro, ma fino a quel momento le chiese che si sono succedute su questa pavimentazione erano tutte rivolte verso il fiume Ausa. Giunti così alla conclusione di questa bellissima manifestazione, la 27esima marcia Sport Insieme, e ha avuto una partecipazione di oltre 1200 presenze. La giornata è stata stupenda, ringraziamo tutti per la partecipazione, per la collaborazione, le varie associazioni, la sezione di Terzo d'Aquileia degli Arcieri Isonzo e i canoisti del CUS di Udine in modo particolare. E un piccolo appunto, un'informazione per dire che parte del ricavato della giornata sarà devoluto alla Croce Verde di Cervignano e del Basso Friuli. Grazie a tutti, buon proseguimento. Passo la parola a Salvatore che parlerà della prossima manifestazione. Sì, buongiorno a tutti, oggi complimenti a tutta l'organizzazione per questa bellissima marcia. Niente, voglio ricordarvi che la prossima domenica si svolgerà la 14ª marcia lungo attagliamento. Quest'anno cambiamo il punto di partenza e si svolgerà presso il parco avventura Unicef a Lignano Riviera. I percorsi rimangono invariati, 6, 14 e 25.
Vi aspettiamo numerosi per trascorrere insieme una bellissima giornata. Buongiorno a tutti.